Metà settembre, Canale di Sicilia, una piccola imbarcazione di ragazzi tunisini cerca di raggiungere le coste dell'Agrigentino. Quello che vedete è il video realizzato da un migrante con il suo cellulare che dialoga con una barca di soccorritori che li ha appena intercettati. Io ci torno, ascolta, tu mi sei qui. È la stessa cosa, se mi porti a Lampedusa mi stai portando a casa. Cosa stai dicendo? L'abbiamo detto, ci lasciano in Sicilia, però ci vai a partire. Questa è una delle tante carrette del mare che tentano uno sbarco fantasma. Ricordiamo che sono almeno 3.000 in 80 sbarchi arrivati sulle coste agrigentine. Di questi solo circa 400 sono stati fermati ed intercettati. Ed anche il TG satirico Striscia la Notizia racconta questa nuova frontiera dell'immigrazione. Sembra che i migranti abbiano trovato il modo di raggiungere direttamente le spiagge siciliane, anche in pieno giorno, senza ricorrere all'aiuto delle navi delle organizzazioni non governative. Da qui poi si disperdono nelle campagne, sfuggendo ai controlli e sotto gli occhi increduli dei bagnanti. Da quello che ci dicono, l'arrivo dei migranti direttamente sulle nostre spiagge è un fenomeno che è iniziato a intensificarsi alla fine di luglio, in concomitanza con il ritiro delle ONG dal canale di Sicilia e la chiusura della rotta libica. Tutto questo grazie all'intervento del nostro super ministro Minniti. Ma come dice un vecchio proverbio marinaro, chiuso un porto, si apre un portone. E l'hanno fatto arrivare qui e nessuno li ha visti? Infatti, a giudicare dalle immagini che vi stiamo mostrando, si potrebbe ipotizzare che si sia aperta un'altra rotta, molto più sicura, che da Capobon porta in Sicilia, distante solo 145 km. La traversata avviene su imbarcazioni come quella che un bagnante sta segnalando a una motovedetta della Guardia Costiera. Forse qualcosa sta cambiando dunque nella strategia degli scafisti, ma questa ipotesi merita sicuramente un viaggio in Sicilia. Vado a preparare la valigia e per il momento vi restituisco la linea. A voi studio! Ma come funziona il traffico di esseri umani? Se prima le ONG andavano a recuperare migranti fin sotto costa, compito della Guardia Costiera libica sarebbe intercettare i barconi e riportarli in Africa, invece gli scafisti riescono spesso ad oltrepassare o corrompere qualsiasi barriera di controllo, ed ecco che la trasmissione Le Iene cerca risposte dal ministro degli interni Minniti. Ministro, mi scusi, noi siamo stati in Libia e ci sono due fonti molto importanti che ci hanno detto... Ministro, i calci no! Siamo stati in Libia, 2 informatori ci hanno detto che l'Italia sta trattando con delle persone della Guardia Costiera che sono legate a dei traffici, Ministro. Non ci fare il dibattito, poi ne parliamo. Aspettiamo volentieri, perché abbiamo una domanda importante da fare al Ministro. Ministro, ma aveva detto che rispondeva, Ministro. No, non mi alzate le mani, dai, per favore, lasciatemi stare. Cavolo. Ministro, io scusa, aveva detto che ci rispondeva a una domanda. Guardi, noi siamo stati in Libia, Ministro, e abbiamo parlato con 2 uomini della Guardia Costiera libica che ci hanno detto... che cadice!